Ultimi giorni di campagna elettorale a Vittorio Veneto per l'elezione di sindaco e consiglio comunale. 4 candidati per il passaggio di testimone con l'attuale primo cittadino Antonio Miatto. Giornate intense per Mirella Bagliana, Giovanni Braido, Luisa Camatta e Gianluca Posocco. Per Mirella Bagliana, sostenuta dal Partito Democratico e 3 liste civiche, un'esperienza importante di confronto con i cittadini. La campagna elettorale è stata molto positiva, abbiamo raccolto tante osservazioni, abbiamo parlato con tantissime persone, abbiamo girato il territorio, fatto tantissime assemblee con i cittadini, c'è molta volontà e voglia di fare un cambiamento in città. L'unica cosa, forse abbiamo parlato poco di responsabilità politica amministrativa. Ecco, noi ci assumeremo la responsabilità di guidare la città per i prossimi 5 anni. Concetto simile per la campagna elettorale vissuta da Giovanni Braido, sostenuto dalla Lega, da Fratelli d'Italia, Indipendenza Veneta e 2 Civiche. È stato entusiasmante, ho incontrato cittadini che mi hanno chiesto varie cose, mi hanno fatto vedere luoghi che diciamo anche potevano non essere conosciuti, ma diciamo sinceramente poi il contatto con la gente è stato molto importante, molto interessante, perché ti chiedevano, volevano qualcosa, vogliono un cambiamento, vogliono dinamismo, vogliono una città, un'amministrazione che si curi di loro, e questo mi ha entusiasmato. Unanime il tema più sentito dai cittadini. L'argomento che ha preso di più è l'arredo urbano, che lo sappiamo tutti, se ne è dibattuto in queste settimane, è stato mancante, e anche un altro argomento, devo dirlo, l'ordine pubblico, che è stato totalmente assente. La questione principale per la città è la questione del decoro urbano, che in questi 5 anni è venuto meno dall'asfaltatura delle strade, da sistemazione dei marciapiedi. Però oltre a questo, la cosa anche che noi segniamo negativamente è che l'iter della rigenerazione urbana dell'ex Carnielli non ha preso via, come ad esempio anche la sistemazione della biblioteca comunale. Per questo e per molti altri motivi i candidati si propongono così agli elettori. Chiediamo ai cittadini di darci fiducia e di accompagnarci in questo processo di rilancio della città di Vittorio Veneto. Ci impegneremo a farlo attraverso la partecipazione e l'ascolto dei cittadini. Inoltre attueremo queste politiche di rilancio attraverso la ricerca anche di fondi europei, e siamo sicuri di riuscire in questa nostra impresa, e per questo vi chiediamo di stare assieme a noi e di accompagnarci, ripeto, in quello che sarà il rilancio della città di Vittorio Veneto. Chiedo ai cittadini il voto, perché credo che Vittorio Veneto abbia bisogno di dinamismo, di entusiasmo, di voglia di crescere, di superare questi 15 anni di amorfità, di tristezza. Io sono dell'idea che con poco si possa fare tanto, e non farò poco, cercherò di fare tanto e cercherò di portare tanti risultati per Vittorio Veneto.